Da ricordarsi abbiamo vinto 2 partite sia all'andata che al ritorno in Coppa Italia, mancava il primo gol al campionato, il pareggio di domenica scorsa. Direi che comunque è stato un buon Chieti, molto ben messo in campo, con una squadra che era venuta qui per non perdere. E infatti il primo tempo insomma erano molto ben disposti in campo, però diciamo sostanzialmente la palla in buona parte l'abbiamo tenuta noi, loro hanno fatto delle buone ripartenze. Poteva essere un risultato anche più rotondo, perché comunque io questa sera vorrei rivedere il primo gol che ci hanno annullato, che insomma dalla nostra posizione, però ripeto, non era facile definirlo, sembrava un gol regolare, insomma, però vabbè, nel calcio ci può stare, gli errori ci stanno, l'importante è oggi aver portato a casa il risultato. Comunque la squadra sicuramente il secondo tempo si è distesa, forse anche per la stessa Angolana, diciamo, ha un po' allargato le maglie perché insomma hanno risentito un po' della stanchezza del primo tempo, però direi che il risultato è assolutamente giusto, peccato poteva essere un po' più